Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. 12 colpi d'arma da fuoco in piazza Risorgimento, poi l'inseguimento tra le strade del centro, un 25enne rimasto ferito al ginocchio, sfuggito ai killer per un soffio e poche ore dopo un'altra raffica di spari a Librino. La città ripiomba così nell'incubo della violenza armata. Siamo sempre ai titoli di copertina. A Palermo droga a domicilio, 24 ore su 24 parla un pentito e svela la rete dei rider della cocaina. Consegne dalla movida ai salotti della Palermo Bene, senza confini e senza regole, un business da migliaia di euro. E poi ancora l'ultima offensiva della DDA di Catania contro i Mazzei, storico clan di Cosa Nostra. Etnea, in un blitz provvedimenti per 10 presunti affiliati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra e tentato omicidio. L'amante di Messina Denaro va a processo. Floriana Calcagno sarà giudicata con rito abbreviato. Secondo l'accusa avrebbe aiutato il boss negli ultimi anni della sua latitanza. Sarà un fine settimana di grande caldo, previsto appunto nelle prossime ore un ulteriore rialzo delle temperature che potrebbero generare violenti temporali di calore e grandinate. Allerta gialla della Protezione Civile sia per i temporali che per l'ondata di calore, e a Palermo chiude persino il tribunale senza aria condizionata. Caos sulla tangenziale di Catania, un camion con una gru urta la segnaletica verticale, rimane incastrato, code chilometriche. Per il calcio, in casa Catania ancora irrisolta la questione allenatore. Nel ballottaggio tra Caserta e Longo c'è un ritorno di fiamma per De Giorgio. Cresce l'attesa dei tifosi. Dunque a Catania si torna a sparare, ancora una notte di fuoco con 2 episodi tra Piazza Risorgimento e Librino, gambizzato un giovane di 25 anni, ma ci racconta tutto Lorena Dolci. L'hanno scovato intorno all'1 di notte in piazza Risorgimento a Catania. Qui gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco, 12 bossoli trovati per terra. Obiettivo un 25enne che ha cercato di trovare scampo fuggendo fino alla via Curia, non si sa a bordo di quale mezzo, ma il comando l'ha inseguito sparando ancora almeno 3 colpi. Ferito al ginocchio destro, il ragazzo è stato operato all'ospedale Garibaldi Centro. Non è chiaro se volessero solo gambizzarlo, se l'intento era di eliminarlo. Secondo i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, la vittima ha piccoli precedenti ma non risulta inserito in nessuna famiglia mafiosa. Alcune ore dopo, una segnalazione alla sala operativa della questura ha fatto scattare l'intervento delle volanti per l'esplosione in strada di diversi colpi di arma da fuoco, questa volta a Librino, in viale Biagio Pecorino, una ventina i bossoli trovati per terra. In questo caso nessun obiettivo apparente, né saracinesche né persone. 2 episodi che si inseriscono in un quadro già particolarmente delicato. Solo pochi giorni fa una violenta sparatoria in piazza Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, aveva provocato il ferimento di 3 minorenni. Le indagini hanno portato all'arresto dei componenti del comando armato. L'agguato sarebbe maturato nell'ambito di una faida interna allo stesso clan. A Palermo adesso, dove lo spaccio avveniva a domicilio, 24 ore su 24 è stata sgominata la banda dei rider della cocaina, clientela facoltosa e in vista dalle zone della movida fino agli studi professionali nel salotto della città, come ci racconta Maglio Viola. Parla un pentito e conferma agli investigatori i sospetti sull'esistenza di una organizzazione di veri e propri rider della droga a Palermo. Consegne a domicilio dagli studi professionali fino alle aree della movida, dalle feste private nel salotto di Palermo fino ai loft della Palermo Bene e del mondo dell'imprenditoria, delle professioni e così via. Viaggiava così la cocaina per la città, senza barriere territoriali e senza seguire la mappa delle influenze delle famiglie di Cosa Nostra. Un giro d'affari da 1.300 euro al giorno che raddoppiava nel fine settimana. I rider consegnavano nei quartieri popolari come Noce, Zisa, Borgovecchio, Sperone, fino a quelli signorili residenziali come Politeama, Viale Strasburgo, Terrasanta, Via Roma e persino intorno alla Fiera del Mediterraneo. I clienti appartenenti a tutte le classi sociali ordinavano al telefono, ma si usavano parole in codice, termini gergali sia fra spacciatore e cliente che fra gli stessi componenti della banda di spacciatori. Il pentito ha ricostruito percorsi e turni di lavoro, così sono scattati gli appostamenti e i sequestri.
Oggi, dopo anni di indagine durate tutto il 2024 e tutto il 2025, le porte del carcere di Pagliarelli si sono aperte per 5 persone, mentre altre 2 sono state sottoposte all'obbligo di firma. L'ordinanza del GIP è stata eseguita nella notte dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura. Le accuse contestate sono di traffico e spaccio di stupefacenti. E per la droga c'è stato un nuovo blitz contro il clan Mazzei a Catania. 10 persone sono state raggiunte dai provvedimenti della Procura. Sentiamo Orazio Longo. Dopo gli interrogatori preventivi del 18 giugno scorso, la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operative e con il supporto degli uffici di Palermo e Reggio Calabria, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 indagati, 6 in carcere e 4 ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della DDA Etnea sul clan Mazzei. L'ipotesi accusatoria è quella della esistenza di un'organizzazione che trafficava droga con la conseguente cessione e o acquisto di sostanze stupefacenti. Come si vede dalle immagini, durante il blitz sono stati utilizzati cani antidroga e sono stati perquisiti diversi locali. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura, in prosecuzione di un precedente filone investigativo, si ricollega a quello eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di altri 20 indagati, destinatari di una misura cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e tentato omicidio con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa Clan Detto dei Carcagnusi, storicamente affiliata a Cosa Nostra Catanese. L'indagine aveva preso il via nel dicembre del 2023. Floriana Calcagno, la prof amante del boss deceduto Matteo Messina Denaro, sarà giudicata con il rito abbreviato dal Tribunale di Marsala. La donna, 5 giorni dopo la cattura del boss, si presentò ai magistrati di Palermo e diede la sua versione su come aveva conosciuto l'uomo che si era presentato a lei come Francesco Salsi. Vediamo. Sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con rito abbreviato condizionato alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazzara, Floriana Calcagno, insegnante, una delle amanti del defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. Prossima udienza il 15 luglio. La donna era stata rinviata a giudizio il 12 febbraio dal GUP di Palermo per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza di pena. Il Tribunale non ha accolto le eccezioni difensive di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità delle intercettazioni. Floriana Calcagno si era presentata ai magistrati della Procura di Palermo 5 giorni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, raccontando di avere scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato come Francesco Salsi, medico anestesista in pensione. I magistrati, indagando sulla rete di favoreggiatori della Primola Rossa di Castelvetrano, hanno accertato invece che negli ultimi 2 anni di latitanza del boss la Calcagno sarebbe stata ben altro. Lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e l'insegnante avrebbe ospitato l'amante nella sua casa al mare. Il Tribunale del Riesame di Messina ha revocato gli arresti domiciliari all'ex primario del Policlinico Francesco Stagno dal Contres, arrestato lo scorso 5 dicembre nell'ambito di una inchiesta sulle forniture ospedaliere. L'uomo accusato di corruzione, concussione e altri reati. Andiamo a Palermo perché le temperature sono in forte aumento e il caldo che avvolge tutta la città non molla. Al Tribunale di Palermo udienze sospese a causa anche di un guasto ai condizionatori. Il capoluogo siciliano da sabato sarà a bollino arancione e attenzione anche in queste ore ai cosiddetti temporali di calore. Marco Gullà. Il caldo che sta avvolgendo la Sicilia ferma anche il Tribunale di Palermo. Il presidente Pier Giorgio Morosini ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno per l'emergenza caldo. Un disagio che è connesso, oltre alle condizioni meteorologiche che segnano un sensibile aumento della temperatura, anche ad un guasto dei condizionatori. Le udienze da trattare con urgenza, segnalate dai presidenti di sezione, saranno celebrate nel vecchio Palazzo di Giustizia. Che il caldo sia in aumento lo conferma la comparsa nel bollettino per il weekend di 6 nuovi
nuovi bollini arancioni che indicano il rischio solo per bambini, anziani, disabili, e tra questi c'è Palermo. Tra i centri urbani che rimarranno in giallo ci sono invece Catania e Messina. Nel capoluogo siciliano l'amministrazione comunale rafforza gli interventi a sostegno delle persone senza dimora. In particolare è stato disposto un incremento delle attività di assistenza su strada nelle fasce orarie più critiche, con la distribuzione di acqua e il monitoraggio delle condizioni delle persone più esposte ai rischi legati al caldo. Temperature elevate che in Sicilia si intrecciano anche con il rischio roghi. La protezione civile regionale indica la fase di preallerta per il rischio incendi in tutte le province. Ma attenzione però, perché a causa del caldo, soprattutto nelle aree interne, potrebbero generarsi violenti temporali. I classici temporali di calore che nasceranno nelle aree più interne dell'isola, soprattutto tra l'Etna, la parte sud dei Nebrodi, sugli Iblei, tra le aree interne del Palermitano, dell'Ennese, del Nisseno e anche la parte più settentrionale della provincia di Agrigento. Qualcosa arriverà anche nella parte più meridionale della provincia di Messina. Caldo che proseguirà anche la prossima settimana. Caldo che non tocca solo noi esseri umani, perché anche gli animali lo soffrono, e il sindaco di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, ha vietato di tenerli all'aperto durante le ore di punta. Chi trasgredisce rischia una multa fino a 1.500 euro. Francesco Loi. Che se uno si prende un animale o un gatto o cagnolini, come se avesse dei figli, li deve accurare, non l'abbandonare. C'è chi soffre il caldo, ma non solo tra le persone. Le alte temperature, che nei prossimi giorni dovrebbero salire ancora, danno fastidio anche agli amici a quattro zampe. Un cane che va accudito a 360 gradi, perché io ci tengo, viene accudito come se fosse la mia stessa persona. Soprattutto perché gli animali sono esseri che sono le uniche persone, a diversità delle persone, che non detratiscono. Per questo a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano, il sindaco ha emanato un'ordinanza proprio per loro. Gli animali bisogna accudirli, bisogna fare molte volte delle rinunce, oppure provvedere e non provvedere a come accudirli quando uno va in ferie e lasciarli vivere bene. Tutela e benessere degli animali non vanno messi in secondo piano. Quante volte vediamo cani rinchiusi nei balconi, per ore, se non giorni. Ho visto in passato, negli anni passati, dei casi in cui dei cani venivano lasciati nei balconi, soprattutto nelle ore più calde. Questo non è possibile farlo e non sarà possibile farlo a Palazzolo Acreide. Vietato lasciare gli animali da compagnia sotto al sole, nelle ore centrali della giornata, quelle dove il caldo si avverte di più. E per chi viola l'ordinanza scatterà una sanzione fino a 1.500 euro. Nei casi più gravi, parliamo di maltrattamento, anche l'arresto. Andiamo a Catania, caos e disagi oggi sulla tangenziale di Catania, appunto in direzione Messina, poco prima dello svincolo Zia Lisa Porto Aeroporto. Un camion che trasportava una gru ha urtato prima la segnaletica stradale e poi il tabellone luminoso delle informazioni sul traffico, rimanendo quindi incastrato. L'impatto ha provocato il danneggiamento del pannello elettronico con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code fino a 7 chilometri, con automobilisti costretti a rimanere bloccati nel traffico per diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I video che mostriamo sono stati realizzati da Paolo Giglio e Marco Susini e condivisi su Facebook. Continua il braccio di ferro tra l'Assemblea dei Sindaci e il gestore unico dell'acqua. Dopo il caso delle bollette pazze, i sindaci chiedono di sciogliere il contratto con la SIE, che replica ennesimo atto ostruzionistico. Lorena Dolci. Non solo bollette pazze. Fra le novità dietro l'ingresso del gestore unico integrato non ci sono solo le bollette esorbitanti per l'acqua recapitate ai cittadini dei 19 comuni passati alla gestione della SIE Servizi Idrici e Tennei. C'è una battaglia decennale per il controllo dell'acqua, un gigantesco braccio di ferro tra politica e privati, combattuto a suon di ricorsi, che ha di fatto paralizzato il passaggio dei comuni alla società mista pubblico-privata, che dal 2005 dovrebbe gestire in provincia
provincia di Catania tutta la filiera idrica, dalla fornitura alle fogne ai depuratori. In questo scenario si registra un nuovo colpo di scena. Il direttivo dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, che raccoglie i sindaci dei 58 comuni della provincia, ha avanzato una mozione per sciogliere il contratto con il gestore unico, accusato di una serie di gravi inadempienze e di rischiare di far perdere una ventina di milioni di finanziamenti. Se il 30 giugno la mozione venisse approvata, avrebbe l'effetto di riavvolgere i nastri di partenza a 20 anni fa. Ma non tutti i sindaci sono d'accordo nell'azzerare la vecchia gara. Ci va cauto Marco Corsaro, primo cittadino di Misterbianco, che deve valutare la situazione dal momento che il suo comune è già con il gestore unico. La SIE dal conto suo parla di atto ostruzionistico, pretestuoso e infondato. Non possiamo non rilevare ancora una volta l'incoerenza dell'azione amministrativa dell'ATI e l'erroneità delle informazioni che saranno sottoposte ai sindaci, che hanno assistito allo scambio di note tra ATI, SIE e il Ministero, sanno bene che non è colpa della SIE se si perdono i 21 milioni di finanziamenti del PNRR, ma dell'ATI. Povertà, lavoro precario e solitudine. A Catania cresce il numero delle persone in difficoltà. Il nuovo rapporto della Caritas fotografa un'emergenza sociale sempre più complessa. Roberta Lunghi. Povertà economica, disoccupazione, precarietà abitativa, solitudine. È la fotografia scattata dall'8° rapporto Povertà e risorse della Caritas diocesana di Catania, a scuola di Speranza, una città che cambia. Nel 2025 l'Help Center ha seguito 4.484 persone, con oltre 15.000 interventi. Più della metà degli utenti è italiana, il 74% possiede un titolo di studio pari o inferiore alla licenza media. Una condizione che spesso rende più difficile trovare lavoro e uscire da situazioni di fragilità, dalla distribuzione di beni essenziali all'assistenza sanitaria, all'orientamento al lavoro, i servizi offerti dalla Caritas. Ogni giorno, inoltre, la mensa accoglie oltre 250 persone. Con l'arrivo delle alte temperature cresce anche l'attenzione verso chi vive in strada. Con l'unità di strada raggiungiamo tutti coloro che non vengono qui da noi perché magari non vogliono lasciare la loro postazione, e quindi forniamo pasti, bevande fresche, frutta, tutto quello che può essere utile per affrontare queste giornate di caldo. E inoltre abbiamo anche il servizio doccia per chi vuole, può venire a ristorarsi e farsi una doccia. 3 centri educativi sono attivi nei territori di San Giorgio, a Catania, Paternò e Mascalucia, con il coinvolgimento di volontari, insegnanti, parrocchie e realtà ecclesiali. Un investimento da 40 milioni di euro per restituire a Catania uno dei luoghi conosciuti e più significativi della sua storia commerciale, con importanti ricadute occupazionali. A San Giuseppe l'Arena nasce la nuova Arena. Vediamo Emanuela Corsi. Un legame indissolubile con la Sicilia per creare valore, generare occupazione e costruire il futuro senza consumare nuovo territorio. È la filosofia del Gruppo Arena, azienda siciliana leader della grande distribuzione nel Mezzogiorno, che negli ultimi anni ha avviato un importante percorso di trasformazione, caratterizzato da nuovi investimenti, innovazione logistica, efficientamento energetico e sviluppo di modelli commerciali sempre più vicini alle esigenze dei consumatori. A dimostrarlo è la nuova Arena di Catania, San Giuseppe l'Arena, un progetto di rigenerazione urbana, economica e ambientale che restituisce al capoluogo etneo uno dei luoghi più conosciuti e significativi della sua storia commerciale. Dal luogo in stato di abbandono, oggi quest'area torna a vivere grazie a un investimento da 40 milioni di euro. Un polo che con 20 attività e importanti ricadute sul piano occupazionale si basa sulla sostenibilità. Ciò che rende l'Arena un modello all'avanguardia a livello nazionale è la sua impronta ecologica. Il polo è totalmente autonomo dal punto di vista energetico. Un centro commerciale con circa 2,3 MW di impianto fotovoltaico che rende totalmente autonomo dal punto di vista energetico l'intero centro commerciale. Questo è un nuovo modo di fare imprenditoria? Questo è un nuovo modo, noi siamo molto attenti alla sostenibilità e per quanto riguarda la parte energetica è uno dei nostri must che stiamo portando avanti. Oltre all'impegno sull'energia pulita, il Gruppo Arena ha investito in importanti opere infrastrutturali a beneficio dell'intera area. Abbiamo abbattuto quel cavalcavia che era orrendo, non si capisce perché è nato, perché bastava fare una rotonda
così come l'abbiamo realizzata noi. Abbiamo riqualificato tutta la via San Giuseppe dell'Arena, abbiamo riqualificato la bretella che collega via San Giuseppe dell'Arena con la strada che porta al porto di Catania. Abbiamo rifatto l'illuminazione di via San Giuseppe dell'Arena, abbiamo riqualificato tutto il verde. All'interno dell'area, tanto verde, una pista ciclopedonale che collega il centro commerciale al boschetto della Playa. Dal palco di Canale 5 a quello di Piazza della Pace, Pino Minio torna a emozionare il pubblico della sua Favara con un concerto applauditissimo, grandi classici e un finale toccante con un inedito dedicato ai migranti. Davide Sardo. Reduce dal grande successo ottenuto a Io Canto Senior condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Pino Minio è tornato ad esibirsi nella sua Favara, regalando al pubblico un concerto intenso e coinvolgente. L'artista favarese ha infiammato Piazza della Pace, gremita di spettatori nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna dell'Itria. Un ritorno a casa accolto da applausi e grande partecipazione. Minio ha interpretato grandi successi di Zucchero, Fausto Leali, Joe Cocker e Riccardo Cocciante, confermando le qualità vocali che gli hanno regalato la ribalta televisiva nazionale. Che ci unisce ancora stasera. Finale carico di emozione con un brano inedito intitolato Un mare di speranza, dedicato ai migranti che affrontano il viaggio della speranza verso la Sicilia, un messaggio intenso che ha toccato il cuore del pubblico. Grazie. Una pausa adesso, tra poco lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, il Catania. Nel ballottaggio tra Caserta e Longo si registra per la panchina rossa-azzurra un ritorno di fiamma per De Giorgio. C'è attesa dunque per la scelta del club di Pelligra. Sergio Colosi. Il Catania sceglie di non decidere e attende i prossimi eventi. La telenovela rossa-azzurra è comunque vicina al suo epilogo. Tra Fabio Caserta ed Emilio Longo spunta un altro ritorno di fiamma per Pietro De Giorgio, cercato dal Catania e poi dall'Empoli, prima di essere ad un passo dalla Juve Stabia, dove nelle ultime ore è diventata forte la candidatura di Roberto Stellone, altro nome accostato alla società etnea. La dirigenza sta alla finestra, seguendo con interesse le prossime mosse che riguarderanno la Serie B. Contatti, videocall, telefonate e incontri caratterizzano le giornate intense vissute dal club, che a breve ufficializzerà Fortunato Varrà nel ruolo di direttore sportivo. Varrà ha già lavorato sia con Caserta che con De Giorgio. La scelta del tecnico è il punto di partenza del nuovo progetto, che prevede l'obiettivo della promozione attraverso investimenti mirati, giovani di qualità e la conferma dei calciatori più forti e legati alla maglia per costruire uno spogliatoio vincente. Anche per questo motivo il Catania segue con attenzione il mercato degli allenatori, concentrato sulla decisione finale. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco le ultime notizie. Torniamo in studio, siamo in chiusura. Prima della chiusura le ultime notizie, leggiamo un'ANSA che parla della italo-belga, nessun rinvio della stagione, proseguono le aperture, basta con ricostruzioni fuorvianti. In una nota la società Mondello Immobiliare italo-belga dice di non aver chiesto alcuna proroga della stagione né un mese di tempo per aprire i lidi. Lo fa sapere appunto in un comunicato la società, precisando che la nota inviata agli enti competenti riguarda esclusivamente la prosecuzione dell'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi meccanici per le attività sull'arenile. La italo-belga, ricordiamo, potrà proseguire la sua stagione balneare sul litorale di Mondello. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.